Amici di Skate Italia, appassionati di hockey, ben collegati dal Palaferrarin di Breganze per la quarta giornata del massimo campionato nazionale di hockey su pista. Questa sera derby veneto tra Breganze e Hockey Trissino, la squadra di casa che deve ancora trovare la prima vittoria, i primi punti dal ritorno in A1, le sconfitte dopo un avvio difficile per gli uomini di Tiella. Sicuramente anche il calendario non ha aiutato gli uomini di casa, che hanno dovuto affrontare tre big del campionato. Nella prima casalinga la sconfitta contro il Follonica per 5-3, poi la trasferta a Lodi, la sconfitta per 5-2, e poi l'ultima quella di Sarzana per 4-2, mentre il Trissino, i campioni d'Italia in carica, arrivano da 3 vittorie consecutive invece da imbattuti, secondi in classifica dietro solamente al Viareggio, quota 10 punti. Gli uomini di Joao Pinto hanno conquistato le vittorie per 5-1 in casa nel debutto contro il Novara, poi il 10-4 a Forte dei Marmi, e poi nell'ultima gara casalinga contro il Follonica per 7-0. Abbiamo anche le due formazioni scelte dai rispettivi allenatori, mentre sentiamo l'Armata Trissinese che si fa sentire fin da subito nel Breganze. L'assenza importante è quella di Gabi Cairo per il cartellino rosso rimediato contro il Sardana, assente anche Battaglini per influenza, così come Todeschini per impegni personali. Al loro posto 3 giocatori del 2008, Jacopo Volpe, Nicola Agostini e il portiere Giovanni Belvedere. Jacopo Volpe, Nicola Agostini al debutto per loro in Serie A1, mentre nel Trissino non ci sono assenze. La squadra di Joao Pinto al miglior attacco di questo avvio di stagione, 22 i gol segnati e anche la miglior difesa, così come quella del Bassano con solamente 5 reti subite. Cocco, Mendez, Alvarino sono secondi insieme a Francisco Bielsa del Monza nella classifica marcatori, con 6 reti dietro solamente al portoghese del Valdagno Lucas Onorio. Gli ultimi incroci di queste due squadre si sono giocate nella stagione 2023-2024 con entrambe le vittorie del Trissino, il 6-1 all'andata al Paladante con 3 reti di Giulio Cocco, 2 di Gavioli e 1 di Mendez. Per il Breganza segno Mattia Cocco, mentre nella giornata di ritorno qui al Palaferrarin 5-3 sempre per il Trissino, un gol per Malagoli, Cocco, Mendez, Gavioli e Diogo Neves. Per il Breganze invece 3 gol di Facundo Posito. Questa sera giocheranno tutte le squadre di A1 in un turno infrasettimanale che appunto vede il Breganza affrontare il Trissino, il Follonica che ospita il Giovinazzo, trasferta maremmana per il Bassano nella pista del Grosseto, Valdagno che affronta il Castiglione, Novara Monza, Lodi Sarzana e Monza Forte dei Marmi, che si giocherà però nella giornata di venerdì. Abbiamo anche appunto le formazioni scelte dai rispettivi allenatori, con il Breganze che schiera come titolari Giuseppe Tagliapietra con Pietro Agostini, Antonio Tagliapietra, Giovanni Tagliapietra e Tommaso Volpe. Per il Trissino Zamponi in porta alla 200ª presenza con la maglia trissinese, insieme a Gioele Piccoli, Joao Almeida, Jordi Mendez e Davide Gavioli. Andrea Davoli e Davide Marcolin, i direttori di gara. Sembra essere tutto pronto per l'avvio di questo derby vicentino. Prima palla ce l'ha il Trissino con Gavioli che scende sulla destra, cerca subito l'assist nel mezzo per il killer spagnolo Jordi Mendez. Deve ricominciare però la squadra di Joao Pinto. Almeida per Gavioli, Jordi Mendez. Nella gara contro il Follonica abbiamo visto un Trissino con un gioco corale che ha fatto diventare matta la difesa nella squadra di Sergio Silva, mentre nel Breganze la squadra di Tiela crea molto, l'abbiamo visto anche nell'ultima trasferta di Sardana, ma fatica a trovare i gol. Il secondo peggior attacco di questo inizio di stagione, solamente 7 gol segnati, peggio solamente il Castiglione a 4, mentre qui la prima palla gol ce la Tagliapietra davanti a Zampoli, non è riuscito ad alzarlo quanto basta il 27 del Breganze. Ora riparte il Trissino
vincere con Gavioli. L'appoggio per Mendez in un inedito ruolo da ultimo uomo, poi bravo Agostini a recuperare palla, si inserisce sotto la nostra postazione Volpe, però Agostini preferisce ricominciare da Tagliapietra. Si trova marcato da 2 giocatori, allora ricomincia l'indietro. Tagliapietra sull'angolo, cerca di girarsi, viene marcato stretto da Mendez, quest'ultimo recupera bene palla, si fionda in avanti Gavioli e Gioele Piccoli. Ora lascia posto Gavioli per Mendez, che ora occupa lo spazio retroporta difeso da Tagliapietra. Gavioli alza la testa il 71, che in questo via di stagione deve ancora trovare il primo gol dopo le 2 finali di Supercoppa e le prime 3 di campionato. Non è ancora riuscito a sbloccarsi il classe 98. Mendez al limite, pressato da Tagliapietra, poi la conclusione tentata da Almeida, riesce ad allontanare il pericolo Giuseppe Tagliapietra, poi il Breganze recupera grazie ad Antonio Tagliapietra. Agostini si fa vedere sulla retroporta difeso da Zampoli. Ora Volpe in possesso, parte l'87, marcato stretto da Gioele Piccoli. 2 si conoscono bene in quanto hanno difeso la maglia della nazionale italiana nel mondiale under 19 del 2022 di San Juan. Entrambi hanno conquistato la medaglia d'argento. Agostini vuole il piatto e Zampoli deve allungarsi per parare la sassata del 5 classe 2003 del Breganze. Si muovono Piccoli e Mendez. Gavioli fa cenno di girarla con calma. Mendez cerca nel mezzo Almeida. Piccoli, Mendez, Gavioli. Impostata la difesa del Breganze, sbaglia il controllo Joao Almeida, allora può ripartire il Breganze con Volpe. Si fa vedere in avanti Tagliapietra, vuole girare palla alla squadra di Thiele, non ha paura dell'avversario. La pressione logicamente sui campioni d'Italia. Qui Volpe prova il tiro dalla distanza, pallina che va a sbattere sulla stecca di Gavioli. Perciò possesso Trissino con Piccoli che cerca la conclusione, viene sporcata da una stecca avversaria. Gavioli prosegue sul retroporta, finta per un attimo nella schiaccia, vuole l'inserimento dei compagni, si chiude bene il Breganze, allora Gavioli deve mettersi in proprio, aspettare Jordi Mendez. Tagliapietra poi allontana il pericolo, Agostini l'appoggia per Volpe, contropiede del Breganze, Agostini, Zampoli smanaccia, non è finita Tagliapietra, ricomincia da dietro. Porta palla Antonio, lo scambio con Volpe, poi Gavioli rischia qualcosa ma con eleganza riesce ad assaltare 2 giocatori, poi palla in avanti Piccoli, l'appoggio a Almeida davanti a Tagliapietra che dice di no alla conclusione del 24 trissinese e allora il Breganze può ripartire con Agostini. Primi minuti intensi in cui il Trissino ha cercato di trovare il vantaggio fin da subito, bravo però la difesa rossonera a arginare le avanzati trissinesi. Almeida, Gavioli porta palla, si accentra, cerca l'appoggio con Mendez, poi spazio per Almeida che prova il rovescio, Tagliapietra la vede partire e riesce a parare, poi pallina che esce dal rettangolo di gioco. Sono passati 4 minuti e 52 secondi, sempre 0-0 il risultato al Palaferrarina. Almeida, Mendez sull'angolo, tutto chiuso il Breganze, movimento di Piccoli, preferisce ricominciare da Almeida, prende spazio, rovescio a trovare Gavioli sul retroporta, altra triangolazione del Trissino che non porta i suoi frutti, poi Almeida a lottare con Tagliapietra, la meglio il portoghese, poi Piccoli prende velocità su Agostini, passa bene Piccoli, poi Tagliapietra in qualche modo, Mendez non la mette giù, allora riparte Tagliapietra per il Breganze, il Trissino però è veloce a rientrare nella propria metacampo e allora il Breganze imposta con Agostini. Tagliapietra, Mendez spalla contro spalla, regolare sotto gli occhi di Marcolina, Almeida appoggia per Gavioli, palla di ritorno e Gavioli qui forse è stato Volpe
a fare un intervento che di fatto salva un gol del Trissino. Qui ancora Volpe a lottare con Gavioli, perde palla il 2005, poi Almeida appoggia per Mendez, Mendez in alza e schiaccia, trova il primo gol dell'incontro. Jordi Mendez, sono passati 5 minuti e 54 dall'inizio della gara. L'alza e schiaccia di Jordi Mendez porta avanti il Trissino. Gol numero 7 per lo spagnolo, alza e schiaccia elegante per Mendez, e quindi Trissino avanti. Dopo i primi minuti il Breganze si è fatto valere in zona difensiva, creando qualche pericolo anche a Zampoli. Tagliapietra a lottare con Piccoli sotto gli occhi di Marcolin. Poi pallina che finisce sull'angolo opposto e recupera Gavioli, che prende velocità, cerca il taglio di Piccoli, pallina che non arriva in destinazione, ma ancora il 2005 in possesso. Gavioli. Gavioli su retroporta, ancora a cercare Mendez, c'è però la stecca di Tagliapietra, deve ricominciare il Trissino. Recupera poi Tagliapietra, 2 contro 1. Tagliapietra finta rovescio, l'appoggio a Agostini di rovescio, Zampoli la vede partire, poi bravo Gavioli a rifarla sua, ma il Breganze non attacca a testa bassa. Gavioli ha un po' di spazio, il 71, preferisce andare dall'altra parte da Jordi Mendez, ancora pochi movimenti dalle panchine. Ora si alza Costenaro per il Breganze, mentre Piccoli all'interno dell'area di rigore dialoga con Mendez e si inserisce anche Almeida, ancora Piccoli che a botta sicura non riesce a trovare lo specchio della porta. Trissino vicino al raddoppio con il proprio canterano. Tagliapietra blocca Volpe, vediamo se si chiude la diagonale, non ci riesce, ma ancora il 13 classe 2007 Antonio Tagliapietra gioca all'indietro verso Agostini, vuole il piatto e il pareggio del Breganze con Agostini, con una deviazione che di fatto mette fuori tempo Zampoli. Pareggia la squadra di casa con il tiro dalla distanza deviato appunto di Pietro Agostini. Secondo gol in campionato, quello qui il replay, vedete forse la deviazione di Gavioli, mette fuori causa Stefano Zampoli, allora pareggia il Breganze con Pietro Agostini. E allora il Breganze è riuscito a trovare il gol del pari con Pietro Agostini. Vediamo come reagisce la squadra di Joao Pinto, mentre è entrato Costenaro proprio per Agostini. È entrato anche Nicola Agostini, classe 2008 al debutto per lui in A1. Gavioli su retroporta, cerca di inserirsi Mendez, pallina che poi finisce sulla stecca di Costenaro, cerca di tenerlo Piccoli, pressing alto del Trissino, sbaglia qui Costenaro, regala palla a Piccoli, aspetta l'appoggio di Almeida e poi Costenaro rimedia
al suo errore, ma ancora il portoghese in possesso. Diventa buona per Gavioli, cerca il passaggio di sottogamba, allontana tutto Giuseppe Tagliapietra. Riparte dall'altra parte Antonio Tagliapietra, prova il piatto sporcato Zampoli, Almeida, e allora vediamo cosa fa. Pallina per Mendez davanti a Tagliapietra, è 2-1 per il Trissino, doppietta di Jordi Mendez sotto il braccio di Giuseppe Tagliapietra. Bravo a sfruttare questa incursione, lo spagnolo fa doppietta ed è 2-1 Trissino. Primo tempo scoppiettante al Palaferrarin, 2-1 il risultato, doppietta di Mendez, gol di Pietro Agostini per i rossoneri. Ora Nicola Agostini sull'angolo, pressato da Alvarinho, mentre il Trissino ha cambiato tutto il quartetto. Sono entrati Malagoli, Guilherme Silva e Giulio Cocco insieme ad Alvarinho. Proprio Remida adesso cerca la conclusione, forse anche il palo, a dire di no. Malagoli alza la testa, Alvarinho, Malagoli, blocco del portoghese. Malagoli trova Giulio Cocco, pensa per un attimo alla schiaccia, ricomincia da dietro Guilherme Silva, e un assist verso Alvarinho. Tagliapietra legge la situazione e pallina che finisce fuori dal rettangolo di gioco. Cocco attende i movimenti dei propri compagni, preferisce ricominciare da Malagoli, e allora Guilherme Silva, piatto che riesce a intercettare la difesa del Breganze, che ora è imposta con Tagliapietra in avanti per Nicola Agostini. Bella la verticale per Volpe, non riesce il tunnel, ancora Agostini da posizione defilata non riesce a impensierire Stefano Zampoli. Cocco vuole ripartire veloce, il Trissino non c'è spazio, allora preferisce una manovra ragionata. Il Trissino che ora trova il 3-1 con Andrea Malagoli, tiro spazzato sotto la traversa. Il Trissino va a +2 a 14:34. Il gol di Andrea Malagoli, tutto solo al limite dell'area, assist al bacio di Alvarinho, quindi cambia ulteriormente il parziale al Palaferrarin, 3-1 in favore degli uomini di Joao Pinto. Corre ancora Malagoli, Cocco, pallina nel mezzo, Tagliapietra riesce ad allontanare poi Volpe, alza la testa l'87, si mette in proprio, poi prova il piatto che forse colpisce anche il compagno, poi in qualche modo Alvarinho lo fa passare per Cocco sulla destra. Cocco per Malagoli, quarto gol del Trissino, secondo di Malagoli nel giro di pochi secondi. 4-1 il risultato, Joao Pinto esulta insieme all'armata trissinese, doppietta quindi per Remida. Bello l'assist di Cocco e poi il gancio sotto porta di Andrea Malagoli, fa 4-1. Silva recupera ancora per il Trissino in avanti a cercare Malagoli, l'extra pass, arriva a Tagliapietra a recuperare per i suoi, poi Costenaro vuole chiudere il triangolo, poi pallina che finisce sulla stecca di Volpe, che trova il piatto completamente sbilanciato il Breganze, ma Volpe intercetta, forse attende un po' troppo per il passaggio, allora deve gestire e lo fa sulla stecca di fatto di Alvarinho, che poi allarga. Silva per Cocco, Tagliapietra, uno spostamento da palla a palla, parata non semplice del portierone rossonero. Costenaro difende palla e di fatto la regala a Giulio Cocco, che poi scambia con Alvarinho, poi Cocco ancora Tagliapietra a salvare il testa, non è finita, Alvarinho al limite, Alvarinho in alto e schiaccia, Costenaro allontana poi la pallina, poi Nicola Agostini a farla sua involarsi sulla metà campo avversaria, chiuso
da 4 giocatori tessinesi, ma bravo ancora classe 2008 a crederci. Costenaro verso Tagliapietra, intercetta Silva che lascia poi a Malagoli, allarga per Alvarino. Alvarino cerca Cocco, era troppo defilato il capitano del Tessino. Poi Guilherme Silva, un assist per Malagoli, pallina che non arriva a destinazione di Remida e permette al Breganze di gestire, ma lo fa male con Costenaro dopo i primi minuti in cui il Breganze era riuscito a mantenere il ritmo del Trissino, a chiudersi bene in difesa. Poi un paio di gol veloci della squadra allenata da Pinto e ora il Breganze si trova in difficoltà. Malagoli, Alvarino cerca Malagoli, pallina ancora una volta troppo larga, prosegue sul retroporta la manovra offensiva del Trissino con Alvarino in alto e schiaccia Tagliapietra, ci mette la manona. Poi Antonio Tagliapietra prova a puntare Gui Silva, allarga per Agostini, spazio per la botta, pallina fuori non di molto. Sono queste le situazioni che il Trissino, che il Breganze può sfruttare, gli spazi lasciati dal Trissino. Qui attenzione, Malagoli davanti a Tagliapietra, dire di no, è rimasto a terra però Pietro Agostini. Il 5 del Breganze, non aver subito un colpo nel momento del blocco. Sì, Pietro Agostini. Si ricomincia dopo la botta subita da Agostini. Sbaglia il passaggio proprio Agostini, che poi rilancia Cocco in accompagnata, non trova il potenziale 5-1. Poi Gui Silva dialoga con Alvarino, poi Malagoli cerca di sfruttare il lato debole del Breganze, la squadra di Pinto. Ora Cocco sul retroporta, attende i movimenti di Malagoli, la chiusura da parte di Antonio Tagliapietra, pallina in avanti, Agostini prende bene il tempo su Alvarino, può allargare, servito Nicola, Agostini, Zampoli scherma tutto, poi Cocco in gancio, riparte veloce il Trissino, servito in avanti Alvarino, arriva come un treno Malagoli, poi pallina buona per Silva, la parata di Tagliapietra e poi riesce ad allontanare il pericolo dalla propria area. Insiste la squadra di Joao Pinto sul retroporta con Alvarino, si inserisce Cocco, Tagliapietra tocca quanto basta la sfera per far perdere il guizzo ad Alvarino, ma la sfera ancora una volta torna sulla stecca di Cocco, alza e schiaccia, parato da Tagliapietra, poi Agostini ad alzare con la palla, ora un po' di spazio, mentre ritorna in campo Antonio Tagliapietra. Costenaro, eccolo qui il 27, si fa vedere Nicola Agostini. Costenaro cerca e trova Tagliapietra, cerca il passaggio sul primo palo, chiude bene Zampoli, riparte il Trissino con Remida. Rimorchio per Gui Silva, il piatto che Tagliapietra vede partire, pallina che termina poi fuori dal rettangolo di gioco, sarà rimessa in favore degli ospiti. Cocco vuole il piatto che Tagliapietra vede partire e riesce a parare. Poi Costenaro allarga per Agostini, nel mezzo c'è Tagliapietra, Zampoli legge bene la situazione, completamente sbilanciato il Breganze. Cocco davanti a Tagliapietra, Giulio Cocco, esterno della rete
non trova il 5-1 il Trissino. Costenaro sfrutta il corridoio centrale, poi c'è un fallo, il terzo del Trissino, scusate, il secondo del Trissino di questa sera. Ancora 0 invece il Breganze, facendo un salto nelle altre piste. Follonica avanti 3-0 sul Giovinazzo, Bassano avanti 1-0 sul Grosseto Valdagno, 4-0 invece sul Castiglione. Monza sta vincendo 2-0 a Novara. Ancora invece a reti bianche la sfida tra Lodi e Sarzana. Alvarinho recupera dopo un tiro smorzato di Costenaro. Quest'ultimo però è bravo a recuperare palla e lanciare Agostini davanti a Zampoli. Gli dice di no il portiere toscano. Poi Alvarinho per Malagoli, pensa un attimo all'alza e schiaccia. Remida lascia palla a Cocco. C'è il blocco di Malagoli. Alvarinho invece preferisce rimanere sul lato corto dell'area. Eccolo il portoghese. Scambio con Cocco. Giulio Cocco. Questo tagliapietra l'ha studiato, quindi chiude bene il palo nel tentativo di alza e schiaccia del capitano tristinese. Costenaro regala un'altra pallina. Poi Agostini sull'errore di Silva. Costenaro al limite per tagliapietra, il gancio e poi palla alta. Grande palla gol qui per il Breganze, con Antonio Tagliapietra che si era liberato bene sulla sinistra. Poi buono anche il gancio, meno la conclusione. È entrato anche Jacopo Volpe con la casacca numero 8 del Breganze, debutto in Serie A1 per lui, classe 2008. Ancora 0 minuti per Capitan Bomba dal Santo, alle prese con qualche problema il capitano del Breganze alla 17ª stagione in rossonero. Mentre Cocco sta facendo ammattire la difesa del Breganze, Alvarinho riesce a farla passare per Silva. Alvarinho vuole il piatto, lo finta, poi pallina che finisce sui pattini di Volpe. E stanno per scadere i 45 secondi per il Breganze. Dicevo appunto 17ª stagione con la maglia rossonera per Capitan dal Santo. Lui che ha vinto 2 Coppa Italia vestendo la maglia del Breganze nella stagione 14-15 e 18-19. Solamente per la stagione 20-21 ha vestito proprio la maglia del Trissino, segnando 4 gol in 24 presenze. Silva. Malagoli allarga per Cocco. Alvarinho prende in controtempo Giuseppe Tagliapietra, fa 5-1 per gli ospiti. È un gol di qualità da parte dell'ex giocatore del Barcelos. 7° gol in campionato. Vedete, controllo a seguire, ad aggirare Giuseppe Tagliapietra. E Alvarinho mette il risultato sul 5-1, mentre potete sentire il coro a lui dedicato
da parte dell'armata triestinese, mentre Joao Pinto ha cambiato nuovamente tutto il quartetto. Rientrano Gavioli, Mendez, Piccoli e Almeida per questi 6 minuti e 40 che mancano alla sirena dell'intervallo. Agostini, Tagliapietra, ricomincia da Costenaro. Ancora l'autore dell'unico gol di questa sera per ora del Breganze, Pietro Agostini. Ricomincia da dietro da Jacopo Volpe. Centralmente Tagliapietra, fermato però da Almeida. Stecca che rimane incastrata sotto il braccio del 27 rossonero. Portapalla Agostini, cercano di muoversi davanti Volpe e Tagliapietra, ma il Trissino chiude bene. Mendez si fa sentire sui parastinchi del 5 rossonero. Ricomincia da dietro Costenaro, vuole sfruttare il taglio centrale, non ci riesce, ma Tagliapietra recupera, allarga poi per Agostini, movimenti in aria, poi Agostini, Tagliapietra in caduta non riesce a tirare, allora recupera il Trissino con Gavioli al limite. Gavioli, pallina larga, il gol per Davide Gavioli ancora non arriva, ma insiste al 71, recupera Mendez per Almeida di prima intenzione, pallina fuori, poi Gavioli l'aggancia, poi Costenaro di cattiveria agonistica riesce a ripartire, a recuperarla con una mano, commette però fallo il numero 88, trattenuto il polso dell'avversario, punizione già battuta. Gavioli per Mendez, non si chiude il triangolo, poi Volpe a lottare con Mendez, il giocatore classe 2008 alla meglio, poi Tagliapietra deve vincere il contrasto con Piccoli, non ci riesce, quest'ultimo riesce ad andare da Almeida. Mendez si gioca sulla parte sinistra della pista, sviluppa da questa parte il Trissino. Mendez, il tiro sui parastinchi di Tagliapietra. Gavioli prende velocità il 71, poi cerca l'accompagnata Tagliapietra, poi cerca ancora l'assist nel mezzo, non c'è però Mendez a occupare l'interno dell'area. Gavioli, arriva Piccoli di prima intenzione, non c'entra lo specchio, poi Gavioli, serie di finte, Tagliapietra lontana, continua il forcing tressinese in questo finale. Almeida, Piccoli, scambia. Mendez da ultimo uomo. Gavioli, lato corto dell'area, non controlla bene però palla. Poi Almeida di prima, Gavioli voleva replicare il gol di Alvarinho, cerca però l'alza e schiaccia, recupera Volpe che se la allunga bene da questa parte. Tagliapietra davanti a Zampoli, Tagliapietra, Zampoli con la spalla, dire di no all'incursione del 27 rossonero. Poi sbaglia il disimpegno. Gavioli rischia qualcosa con Agostini. Mendez, Piccoli, appoggia per Almeida, vuole il rovescio il 24, poi Piccoli in sottogamba, legge tutto bene Tagliapietra che poi prende bene il tempo proprio sul lotto tristinese, allarga poi per Agostini con il taglio, non è riuscito però a dare potenza alla conclusione. Gavioli in mezzo a due, Gavioli in accompagnata, Tagliapietra ancora a dire di no, poi Costenaro bravo a far proseguire l'azione per Agostini, arriva la manona però di Zampoli, poi Piccoli appoggia per Mendez, 2 contro 1, c'è Almeida da questa parte, lo cerca Mendez, Almeida voleva una pallina arretrata, Mendez invece l'inserimento sul secondo palo, non si capiscono i due giocatori del Trissino, quindi recupero facile per il Breganze. Costenaro attaccato da Piccoli che commette fallo e time out chiamato da Mister Tiela, 2:41 del termine del primo tempo.
Si ricomincia, possesso Trissino. Gavioli, Piccoli. Gavioli come ultimo uomo attende il movimento dei propri compagni, scelto Mendez sulla sinistra, l'inserimento di Almeida. Mendez deve mettersi in proprio, cerca l'assist sul secondo palo, però recupera bene il Breganze che cerca di ripartire. Volpe con il rovescio non controlla bene, poi Tagliapietra in qualche modo ha cercato l'assist sul palo lontano, ma insiste il Breganze. Tagliapietra preferisce tenere la palla sull'angolo, cadere nel gioco passivo e permettere alla propria squadra di riposizionarsi. Gavioli, Mendez, Piccoli, pensa per un istante al tiro di prima, arriva Almeida come un treno, pallina troppo alta però quella del portoghese. Poi Gavioli, l'assist per Almeida, vediamo se si chiude il triangolo, non ci riesce. Ancora Gavioli, tutto schiacciato il Breganze. Inserimento di Mendez, Gavioli di rovescio con il casco, Tagliapietra allontana fino ad arrivare dall'altra parte della pista. Piccoli, Mendez, alza la testa lo spagnolo e ricomincia da Gavioli, prende spazio 71. Ancora Gavioli, l'alza e schiaccia, ed eccolo il primo gol in campionato e in stagione di Davide Gavioli. Alza e schiaccia di pregevole fattura da parte del 71 del Trissino. Eccolo qui il gol numero 6 di questa sera per il Trissino, che porta la firma appunto di Davide Gavioli. Pallina che poi esce dal rettangolo di gioco dopo che Agostini era sceso sulla destra, ha cercato l'assist sul secondo palo, nessun compagno pronto a battere la rete. Agostini chiuso da Mendez, serie di rimpalli, Piccoli si aiuta con il pattino, poi Mendez prova la conclusione che spacca la traversa, vicino alla tripletta lo spagnolo. Sotto gamba di Mendez, poi Tagliapietra a intercettare, applicato la norma del vantaggio. Piccoli sul retroporta, inserimento di Almeida, ricomincia però da Gavioli. Mendez oggi si scontra con Almeida, poi cerca la conclusione sul pallo lontano. Ultimi 30 secondi, vediamo se va alla conclusione finale il Trissino. Gavioli, piatto che vede partire però Tagliapietra, non è finita. Agostini recupera in avanti per Volpe, l'anticipo però di Gavioli, poi difende bene palla Gavioli, Tagliapietra, poi Mendez di cattiveria non riesce ancora una volta a trovare il terzo gol della serata, il 66 ex Igualada. Poi recupera ancora Almeida, Mendez per Almeida, forse il contatto non secondo Marcolin, riparte il Breganze, però il tempo è finito in questo primo tempo, è 6-1 in favore del Trissino, tripletta di Mendez, doppietta di Malagoli e il gol di Alvarinho per il Breganze. Il momentaneo pareggio con Pietro Agostini, mentre nelle altre piste Follonica avanti 3-2 sul Giovinazzo, Bassano avanti 2-0 a Grosseto, Valdagno sta vincendo 7-0 sul Castiglione, Monza avanti 2-1 a Novara e il Sarzana è in vantaggio al Palacastellotti di Lodi. Ora qualche minuto di pausa e poi il secondo tempo tra Breganze e Trissino.
Breganze. Attenzione, il tiro e il gol di Jimenez, Cacao e il gol di Cacao che chiude la partita e regala la Coppa Italia al Breganze.
Eccoci ricollegati dal Palaferrarin di Breganze per il secondo tempo del derby vicentino tra Breganze e Hockey Trissino, ospiti avanti 6-1 grazie alla tripletta di Mendez, ai 2 gol di Malagoli e quello di Alvarinho. Per il Breganze la marcatura di Pietro Agostini. Sono in campo le due squadre: Zampoli, Silva, Malagoli, Alvarinho e Cocco, il quintetto iniziale del Trissino. Giuseppe Tagliapietra, Pietro Agostini, Antonio Tagliapietra e Giovanni Tagliapietra, con Volpe invece il quintetto iniziale di questo secondo tempo del Breganze, che nei primi minuti quantomeno ha creato qualche difficoltà alla squadra di João Pinto, che non riusciva inizialmente a trovare il gol del vantaggio. Poi con Mendez appunto si è portato in avanti, da lì gara in discesa fino ad arrivare al 6-1, o comunque un Breganze che non si tira indietro nell'attaccare, più di qualche grattacapo che Zampoli è stato bravo a risolvere. Silva intanto in area di rigore, bravo Tagliapietra, ma ancora mira troppo alta del capitano. Poi Remida lascia palla a Gui Silva. Alvarinho fa cenno a Silva di proseguire da dietro, ma Malagoli, Agostini recupera. Alvarinho come un caccia, ma insiste. Poi Tagliapietra, finta rovescio, l'assist, forse Cocco ad anticipare su Agostini. Dall'altra parte già il Trissino con Alvarinho, cerca il tunnel su Tagliapietra contro il piede delle Breganze guidato da Volpe, trova il piatto dritto sui parastinchi di Silva. Poi Tagliapietra a vincere il contrasto, pensa per un attimo all'alza e schiaccia. Agostini, un blocco dei fratelli Tagliapietra fa proseguire Agostini sull'altra parte di pista. Volpe, Agostini, centralmente si fa vedere Tagliapietra, conclusione della lunga distanza che non crea però problemi a Zampoli. Tagliapietra, poi sbaglia il possesso e recupera Malagoli, che lancia Alvarinho, può puntare in 1 contro 1, facendo poi a Silva di andare vicino a lui. La gioca poi per Malagoli, che prova il tiro, pallina deviata che però finisce sulla stecca di Alvarinho, attaccato da Tagliapietra. Quest'ultimo recupera bene palla per i suoi, lancia in avanti per il fratello, attaccato da Malagoli. Ora sull'angolo Agostini sul retroporta, non si chiude il triangolo, riparte a tutta velocità Alvarinho, arriva anche Cocco a rimorchio, Cocco per Alvarinho, pallina fuori, vicino alla doppietta e al 7-1 la squadra di João Pinto. Volpe porta palla fino al retroporta, difeso da Zampoli. Questa sera il portiere del Trissino a quota 200 presenze con la maglia dei campioni d'Italia. Cocco, Alvarinho, Cocco davanti a Tagliapietra, colpisce forse il palo o forse anche la spalla di Giuseppe Tagliapietra. Guilherme Silva, rovescio, Tagliapietra, poi Cocco al limite, pallina che rimane lì, alza, schiaccia, colpisce forse il petto di Antonio Tagliapietra. Non è finito ancora Cocco in possesso. Malagoli, 1-2 con Alvarinho, classica conclusione di Remida, così ha segnato anche nel primo tempo. Poi pallina che esce dal rettangolo di gioco. Ne sarà rimessa in favore degli ospiti. Sulle altre piste intanto non cambiano i parziali, se non quello di Follonica, sempre 3-2, anzi Follonica avanti 3-2 a Giovinazzo, Madagno avanti 8-0 a Castiglione e Monza avanti 3-1 dal lago di Novara. Silva, finta il piatto, appoggia per Malagoli.
Silva. Malagoli va da Giulio Cocco, cerca Malagoli, forse aveva lo spazio per andare alla conclusione al volo, non è riuscito però il numero 6 trissinese. Silva, Cocco, si va a vedere Malagoli, Giulio Cocco in antescaccia, Guilherme Silva, rimpalli, poi ancora Cocco, si mette in proprio Giulio Cocco con una giocata da fenomeno, si va vicino, poi Alvarinho attaccato, riesce ad andare da Cocco, 1 contro 1 con Volpe, vuole il piatto, lascia palla da Alvarinho, stringe Silva, Alvarinho, tunnel, Alvarinho, Tagliapietra ci mette una pezza, ancora Trissino con Malagoli di rovescio, la risposta di Giuseppe Tagliapietra. Il Breganze sta subendo tantissimo, non riesce a ripartire, lo fa ora però Agostini, attaccato da Alvarinho, bravo a vincere il contrasto del 2003, poi allarga da Tagliapietra, non si chiude il triangolo e ricomincia da dietro. Malagoli poi recupera per i suoi, Malagoli, Cocco appoggia con Remida, poi Alvarinho, bello il sottogamba a liberare Guilherme Silva, il 33 cresciuto nelle giovanili, anzi tra le giovanili del Sintra e del Benfica, come Cocco in schiaccia la risposta in spaccata di Tagliapietra, 3 contro 2 in favore del Breganze con Agostini che sterza proprio Silva a schermarlo, poi Tagliapietra al volo, Zampoli in qualche modo riesce ad allontanare il pericolo, ancora Tagliapietra prova poi con una mano, conclusione debole, poi Malagoli la fa passare per Guilherme Silva, in diagonale per Alvarinho, serie di finta accompagnata larga e poi Volpe, ma Tagliapietra ha colpito la palla fuori dalla propria area di competenza. Cocco, l'appoggio verso Gui Silva, Malagoli, Silva, parte Silva, chiude benissimo Tagliapietra, poi va a lottare sull'angolo, bravo il giovane del Breganze, sottogamba e passa, però poi la perde e Cocco recupera, lancia Alvarinho, arriva Agostini ad allontanare, poi Malagoli di astuzia a vincere il contrasto con Tagliapietra, poi allarga verso Gui Silva di piatto, esce nella propria porta Tagliapietra e para, poi Cocco per Malagoli, l'anticipo, Silva a cercare Malagoli, colpo che rimane in canna al giocatore in casacca numero 6 tessinese. Cocco con una mano, Giulio Cocco trattenuto da Tagliapietra sotto gli occhi di Davoli, è tutto buono secondo il direttore di gara di Correggio. Cocco, bella la finta, poi perde contatto con la sfera, Tagliapietra la fa proseguire per Volpe, ancora Cocco a recuperare, poi finta il piatto, bravo Tagliapietra a leggere il passaggio, Alvarinho la recupera, Alvarinho retro porta il portoghese in alto e schiaccia Giulio Cocco, pallina alta. Sta premendo molto la squadra di João Pinto, tutto schiacciato il Breganze che fatica a reagire in questi primi minuti di secondo tempo. Movimenti in panchina dei campioni d'Italia si preparano tutti e 4, quindi Almeida, Piccoli, Gavioli e Mendez. Praticamente João Pinto lavora proprio a quartetti, uno composto da Alvarinho, Malagoli, Pinto e Cocco, l'altro da Piccoli, Almeida, Mendez e Gavioli. Giulio Cocco porta palla, vuole il piatto, pallina che passa in qualche modo e Tagliapietra lontana, poi Malagoli ancora per Alvarinho che con una mano mette dentro il 7-1. Alla fine arriva il settimo centro del Tricino questa sera, la doppietta di Alvaro Morais, e a 17-01 quindi cambia nuovamente il parziale al Palaferrari.
Vediamo come reagisce la squadra di Tiella dopo un avvio di secondo tempo molto difficile, in cui pochissime volte la palla è arrivata dalle parti di Zampoli. Ha effettuato tutti e 4 i cambi João Pinto, sono rientrati Piccoli, Almeida, Gavioli e Mendez. Ora il portoghese cerca Mendez, eccolo il 66, chiama calma, e poi Almeida. Si posiziona il Breganze, allora gioca lateralmente il Trissino, si aiuta con i movimenti da vera punta di Mendez, che non riesce a battere a rete. Gavioli danza sulla palla, ancora Gavioli, l'assist per Mendez, recupera però Tagliapietra. Gavioli che, come detto anche durante il primo tempo, non ha ancora trovato il primo gol stagionale. Il finale del primo tempo il gol l'aveva segnato Mendez e non Gavioli, mentre mister Tiella chiama time out con Costenaro pronto a entrare. Parte Gavioli, si muove Almeida all'interno dell'area, preferito però Mendez sulla tre quarti, attaccato da Agostini, va da Piccoli che vuole il piatto, che colpisce in pieno Giuseppe Tagliapietra, cerca di distendersi il Breganze ora con Agostini, bella l'azione personale, e poi Zampoli che si è dovuto impegnare sulla ribattuta. Piccoli poi per Mendez, il bravo Giuseppe Tagliapietra a metterci la stecca, non è finita. Gavioli sulla palla, ancora Gavioli, eccolo il primo gol in campionato, questa volta arriva e questa volta è tutto suo. Davide Gavioli, 8-1 il risultato al Palaferrarin. Bella la giocata personale di Gavioli, il giocatore di Mirandola, quindi dopo 6 partite dall'inizio della stagione trova il primo gol in campionato. Si ricomincia. Trissino che di fatto sta dominando l'incontro, le Breganze fatica a impostare il proprio gioco, la squadra di João Pinto sta di fatto schiacciando i rossoneri all'interno della propria metà campo, ma nonostante ciò non cercano di attaccare. Ora Costenaro subisce fallo, è il quinto del Trissino. Agostini e Costenaro sul punto di battuta a marcarli Gavioli e Mendez. Mentre è rientrato in pista anche Nicola Agostini con la casacca numero 9. Almeida allarga per Gavioli, cerca il passaggio lungo verso Mendez, poi Costenaro a soffiargliela, riesce poi a portarsene avanti, ancora Costenaro in mezzo a tutti l'88, non è finita, poi Tagliapietra si ritrova con la pallina sulla stecca, Zampoli a dar fastidio, poi cade Gavioli, Mendez a fare la sua, rilancia Piccoli,
Si trova 2 giocatori rossoneri davanti a sé e saggiamente preferisce ricominciare. Mendez. Gavioli prende bene il tempo, cerca l'assist. Pallina poi allontanata. Almeida. Mendez, triangolo che non si chiude, tagliapietra a rilanciare. Costenaro 2 contro 1, allarga bene per Agostini davanti a Zampoli. Agostini, pallina alta, buona chance per il Breganze, che si è fatta vedere negli ultimi minuti dalle parti del portierone trissinese. Tagliapietra attaccato da Mendez, poi arriva Piccoli sull'angolo contro Agostini, raddoppio poi dello spagnolo. Fallo l'ha commesso il rossonero. Pallina battuta, Almeida cerca la diagonale, la trova per Mendez, tagliapietra, la lascia lì e poi ingaggio 2 chiamato da Davoli. Agostini rischia qualcosa, vengono avanti a trovare Nicola Agostini. Ora tagliapietra di prima intenzione, era tutto solo, qui disattenta la difesa del Trissino. L'ha richiamata anche João Pinto, mentre Mendez è dall'altra parte a cercare Gioele Piccoli. Anche lui deve ancora andare a segno in questo via di stagione. Poi qui Gavioli non trova la doppietta. Altro ingaggio a 2. Costenaro non riesce a vincere il rimpallo, prima che torna sulla sega dei Gavioli. Mendez aggira Costenaro, poi Piccoli, Gavioli, finta, non ci casca Agostini. Piccoli aggira la porta e appoggia per Mendez. Spazio al centro, Mendez per Piccoli, non si chiude il triangolo, recupera Costenaro, cerca di distendersi il Breganze, lo fa bene con il proprio 88. Costenaro arriva fino in fondo, poi la pista finisce, deve ricominciare. Agostini cerca il guizzo, il numero 5 viene fermato da Piccoli e Mendez, eccolo qui Gioele Piccoli davanti a Agostini, tagliapietra, colpisce la traversa il classe 2005, il canterano del Trissino. Già 87 presenze con la maglia in cui è cresciuto, 21 invece i gol segnato fino adesso. Agostini arriva Piccoli e recupera, poi l'appoggio verso Almeida. Mendez e Gavioli dall'altra parte, Almeida davanti a tagliapietra, pulisce la propria area, poi Costenaro in avanti per Agostini. Vediamo se si chiude il triangolo, troppo lungo il passaggio verso Costenaro, poi bravo l'88 a vincere ancora rimpallo, cerca l'alza e schiaccia. Buona l'idea, anche la realizzazione però troppo alta. Dall'altra parte il Trissino con Almeida per Mendez, che pensava praticamente di aver già segnato lo spagnolo. Riparte il Breganze con Agostini, non controlla bene, triplicato, riesce comunque ad uscire verso Nicola Agostini, poi Volpe dall'altra parte velocemente da Costenaro. Volpe perde palla, Almeida riesce ad andare da Mendez, ancora Almeida. Mendez di prima, nulla da fare. Poi Almeida, ancora il Trissino che non finisce di attaccare. Qui aveva esultato Mendez, però la palla è stata fermata da Giuseppe Tagliapietra.
Piccoli attaccato da Costenaro in modo falloso secondo Marcolin, quindi punizione Trissino. Però c'è un time out chiamato da João Pinto. 9:43 dal termine, 8-1 il risultato. Punizione battuta da Gioele Piccoli quando le squadre ritornano in campo per questi minuti finali di gara. Tagliapietra butta fuori la palla al rettangolo di pista. Vediamo se in questo finale la squadra allenata da Pinto continua ad attaccare o preferisce tirare i remi in barca, in quanto ora il Trissino giocherà ogni 3 giorni, in quanto giovedì prossimo inizierà l'avventura europea per i trissinesi, in quanto affronteranno nella prima gara del girone i campioni di Francia in carica del Saint-Omer, in una gara tutta da vivere al Paladante. Prima però c'è l'ostacolo Sarzana domenica, mentre intanto Costenaro è riuscito in qualche modo a proseguire nell'azione, mentre Gavioli già dall'altra parte con la palla a cercare Piccoli. Gavioli ancora in possesso, aggira Tagliapietra, cerca l'appoggio, lo trova su Piccoli, tunnel e poi palla alta. Una grande giocata del numero 8 trissinese, che poi dialoga con Mendez, fa lo stesso nel 66 con Gavioli. Arriva Piccoli, lato corto dell'area. Gavioli alza la testa, cerca l'incursione, la trova su Piccoli, anticipato e poi ricomincia. Mendez, piatto, per poco colpisce in pieno Gavioli. Agostini, Mendez recupera ma non riesce a farlo ripartire l'azione, ma recupera in un secondo momento. E allora Gavioli dall'altra parte, subito nel lato corto. Gavioli! Olè! Che gol di Davide Gavioli, fa doppietta e 9-1. Grande giocata tecnica individuale del giocatore di Mirandola. 9-1 per il Trissino. Gran gol di Davide Gavioli. Tagliapietra non riesce a passare su Silva, Malagoli a cercare Alvarigno. Sono rientrati gli altri 4 esterni del Trissino, quindi appunto Malagoli, Alvarigno, Cocco e Guilherme Silva rimangono in campo. Invece Costenaro qui perde palla proprio l'81. Alvarigno! Giocata da mago da parte del 74 portoghese. 10-1 per il Trissino. Gol di puro spettacolo dell'ex Barcelos, che recupera palla, giro del mondo e poi innalza e schiaccia sotto le gambe di Tagliapietra. Arriva doppia cifra il Trissino per la seconda volta in questo avvio di campionato, dopo i 10 gol segnati a Forte dei Marmi. Arriva a 10 anche questa sera il Palaferrarin. Malagoli,
riesce a passare su Tagliapietra, allarga per Gui Silva, rimorchio Malagoli, altro rimorchio per Cocco e quindi arriva a 11 il Trissino, che nel giro di un minuto riesce a farne 3, prima con Gavioli, poi con Alvarino e ora con il proprio capitano che segna il suo primo gol della serata. Chiama time out Mister Tiela per spezzare il ritmo quando mancano 7 minuti al termine. Si ricomincia con il Tricino avanti 11-1 a 7 dal termine. Breganze sbilanciato, ma Tagliapietra riesce ad allontanare la pallina fuori dal rettangolo di gioco, permettendo ai suoi di rientrare. Cocco sul retroporta, movimenti di Alvarino e Malagoli, servito quest'ultimo. Cocco finta con una mano, si incrocia le stecche con Costenaro, poi Jacopo Volpe a recuperare. Tagliapietra per Malagoli che allarga Cocco, per Alvarino, non si chiude il triangolo, poi Malagoli a proseguire l'azione per i suoi. Silva, Alvarino finta il piatto e va da Cocco sul retroporta. Alvarino di prima, Tagliapietra, così così, pallina che finisce sulla stecca di Malagoli. Cocco, prima intenzione, poi Tagliapietra, Volpe non ci arriva, poi allontana come può Giuseppe Tagliapietra e Zampoli la mette giù. Silva, poi Cocco ancora, tunnel di Cocco e il gol del capitano, fa doppietta, 12-1, non smette di attaccare la squadra di Gio Pinto. Applausi per il proprio capitano che ringrazia anche l'armata trissinese, è arrivata qui in massa a Breganze. Bello il gancio e poi sul primo palo a beffare Giuseppe Tagliapietra. Il fenomeno, come la chiama l'armata, qui ancora Alvarino, che assist per Cocco che colpisce il palo. Girano la tripletta il capitano. Alvarino su assist di Guilherme Silva, trova il 13ª rete del Trissino e sono 13, quindi per la squadra di Pinto a 5:28 al termine.
Mancano 5 minuti e 24, il Breganze attacca con Tagliapietra chiuso da Guilherme Silva, lotta sull'angolo, commette fallo il rossonero. Malagoli sotto gamba, assist fermato da Costenaro che poi riparte, forse subisce fallo, ha applicato il vantaggio, anzi no, il fallo l'ha commesso l'88, in quanto ha toccato la palla da terra. Punizione già battuta, Cocco passa in mezzo a tutti il capitano, poi Alvarino, tocca per Giulio Cocco, finta il tiro, Cocco, Costenaro a uscire dalla propria tre quarti. Agostini salta Cocco, allarga per Volpe, cerca il passaggio, legge bene Malagoli, tutto buono. Volpe cerca l'assist, diventa buona per Costenaro, Zampoli col guantone riesce a parare, si lamenta forse di una trattenuta sul bastone Malagoli davanti a Marcolino. Ora Agostini mezzo a tre, sbilanciato il trissino, Volpe a cercare, trovare forse Costenaro nel mezzo, arriva Alvarino come un caccia a recuperare, poi Silva è già dall'altra parte, Cocco a rimorchio, Alvarino, bel il pattino stecca, poi riesce ad andare da Malagoli, il blocco di Alvarino, il sassalto di Malagoli sul casco di Giuseppe Tagliapietra. Alvarino non riesce a farla proseguire, recupera Volpe che cerca di aiutarsi con la sponda, recupera Cocco per Alvarino che al volo non riesce a mettere dentro la 14ª rete nel trissino questa sera. Malagoli, Cocco cerca il forse addirittura il tiro sul primo palo, colpisce però il montante sinistro difeso da Tagliapietra. Gui Silva, Malagoli recupera Agostini, allora 3 contro 2, Agostini, Costenaro e Tagliapietra. Agostini fa tutto da solo, cerca poi il rovescio, pallina larga ma poi Tagliapietra, bello il primo sottogamba ma poi non riesce il gancio su Guilherme Silva. Prosegue il portoghese, allarga per Cocco, innalza e schiaccia con il marchio di fabbrica. Giulio Cocco trova la tripletta personale e la 14ª rete del trissino quando mancano 3 minuti al termine. Volpe, attenzione, allarga per Tagliapietra, se la alza ma poi non schiaccia, permettendo un altro contropiede al trissino che lo chiude Malagoli, non trovando nessuno sul secondo palo. Alvarino per scusate, Silva, tocca la palla da terra, poi bella la giocata di Agostini a liberarsi nello spazio, poi Silva recupera con il passaggio, Cocco a cercare Alvarino, la mette giù Agostini. Malagoli ad arrivare a contrastare il classe 2003, poi Tagliapietra riesce ad andare da Volpe, rimane comunque sempre in pressing la squadra di Pinto, cade Agostini, recupera Gui Silva, lancia Alvarino che appoggia da Giulio Cocco, a rimorchio Gui Silva, Alvarino cerca l'assist, tocca Volpe, poi Malagoli raccoglie, Alvarino, Malagoli, piatto Tagliapietra, questa volta ci mette il braccio, Giulio Cocco sterza, poi cerca e trova Alvarino sul secondo palo, arriva a 15 la squadra di Pinto con un assist splendido di Cocco, finalizzazione non semplice per Alvaro Morais, eccolo qui il replay. Tagliapietra non ha nemmeno il tempo di reagire, Breganze 1, Trissino 15. Agostini, Volpe in avanti a trovare Tagliapietra, bravo Malagoli a recuperare palla e a invollarsi sulla
Dall'altra parte, mentre Cocco insacca anche il 16esimo, sono 4 per il capitano. Sull'incursione di Malagoli, l'assist sul palo lontano per Giulio Cocco, che poi praticamente di prima intenzione riesce a bucare Giuseppe Tagliapietra. Agostini, bella l'azione personale, poi l'esterno della rete, non dare la gioia della doppietta al classe 2003. Volpe, Cocco a recuperare facilmente palla. Alvarino per Malagoli di prima, non riesce a ribadire in porta Remida. Poi bravo a metterla giù, Remida allarga per Gui Silva, Tagliapietra, non è finito ancora Silva, pallina alta. Spazio per Volpe che prova il piatto, colpito Silva, poi Volpe raddoppiato anche da Cocco, usa il fisico, l'87 lo usa bene, poi Silva fa lo stesso e recupera con maggiore esperienza. Ultimo giro di orologio, Giulio Cocco per Alvarino, forse il palo interno, poi Malagoli, gran parata di Tagliapietra, poi tunnel di Malagoli, pallina che passa per Alvarino, poi l'assist Cocco, non riesce a ribadire in porta, non è finita, Cocco ancora. Cerca lo scarico, recupera Agostini da solo davanti a Zampoli che dice di no a Pietro Agostini, che poi ci riprova, conclusione larga, poi Tagliapietra in qualche modo, Cocco a recuperare, allora mettere la pallina in tasca per il Trissino, ancora con Malagoli, pallina nel mezzo, Tagliapietra e allora termina l'incontro. Trissino vince il derby contro il Breganze e lo fa in una maniera spaventosa. 16 le reti segnate dagli uomini di João Pinto, 5 da Alvarino, 4 da Giulio Cocco, 2 da Malagoli, 3 da Menez e 2 da Davide Gavioli, mentre per l'Hockey Breganze quello di Pietro Agostini, andando velocemente nelle altre piste, Follonica avanti 6-3 contro il Giovinazzo, 2-1 per il Bassano Agroseti, 10-1 per il Valdagno contro il Castiglione, 7-3 in favore del Monza al Paladallago di Novara, mentre Sarzana sempre avanti 1-0 sul Lodi. Prossimi incontri delle due squadre, con il Trissino che dovrà affrontare il Sarzana nel Paladante, mentre il Breganze sarà ospite del Indeco AFP Giovinazzo. Io vi ringrazio per la compagnia, dal Palaferrarin è tutto, io vi auguro un buon proseguimento di serata.